I ragazzi delle terze sono i primi ad uscire, la campanella suona alle 12:45 di giovedì 8 settembre. La scuola media di Vedelago al caro energia risponde con una prima campanella anticipata e la settimana corta. Da lunedì al venerdì un giorno a casa di più, anche presumo in questo periodo difficoltoso dal punto di vista mondiale, ci permette in qualche modo, non noi chiaramente, anzi anche i cittadini, perché tutto sommato le spese del comune sono a carico dei cittadini. Il gioco d'anticipo di 2 giorni rispetto a lunedì 12, quando partiranno tutte le scuole del Veneto, 4 sabati conteggiati durante l'anno e un piano di risparmio interno. Il Covid lascia in eredità classi all'avanguardia più tecnologiche, si userà meno carta, oltre alla LIN ci sono smart TV e digital board, ma mancano all'appello ancora 4 insegnanti, motivo per cui la dirigenza ha dovuto chiedere uno sforzo a quelli già in ruolo. Campanella anticipata anche all'Istituto Comprensivo di Castelfranco Veneto, diretto dalla professoressa Donata Sartor. Sapevamo che ci sarebbero state le elezioni, quindi già i ragazzi perdevano qualche giorno di scuola, e poi c'è una settimana ad aprile in cui ci sono 2 giorni di lezione praticamente, ma per volontà anche regionale ci sono tante vacanze, poi in più c'è il patrono, per cui quella settimana era probabilmente lì avremmo avuto poca frequenza. Partire prima anche per non restare indietro dopo, una scelta che sia a Castelfranco che Vedelago ha trovato più di qualche detrattore, ma che visti i tempi è stata accolta da docenti e genitori positivamente, che potrebbe diventare fra qualche anno la normalità. Sabato è a casa, dai, facciamo così e sì, non è quello il problema comunque. Avevano anche tanta voglia di iniziare, per cui ci sta. Primo giorno, super emozionati, primo giorno di prima, fantastico, dai. Palpabile l'euforia tra i ragazzi tornati alla scuola della loro infanzia, quella fatta anche di abbracci, sorrisi e compagni di banco. Ho potuto vedere le facce dei miei compagni. Emozionati di non avere la mascherina? Molto, abbastanza. Si respira adesso. Si sta tanto meglio. Qual è il tuo primo pensiero quando ti sei seduto sul banco? È di ritrovare i miei amici. Vederli entrare in classe con i banchi uniti, senza mascherine, loro erano contentissimi. Abbiamo fatto un passaggio all'interno appunto delle classi e loro erano veramente euforici. Poi vedere anche noi stessi insegnanti, non eravamo abituati a vedere i sorrisi.